Soddisfazione non solo di aver approvato la risoluzione all'unanimità, ma della serietà e dell'enorme contenuto del dibattito che si è tenuto in aula, perché è stato un dibattito che è durato di più di un'ora e sono stati affrontati, a parte dei consiglieri, intervenuti tutte le problematiche del settore, con l'intenzione poi di dare anche il nostro contributo, perché noi abbiamo fatto una risoluzione che impegniamo la Giunta, che impegniamo magari il Governo nazionale a intervenire per cercare di dare un sostegno a quello che è la filiera del settore lattiero-caseario, ma l'impegno che ci siamo dati è che nel prossimo bilancio di mettere a disposizione, diciamo, delle somme, delle cifre per poter fare alcuni interventi specifici sulle filiere, sulla promozione delle nostre DOP, dei nostri prodotti lattiero-caseari e soprattutto anche per andare incontro a quelle che sono le difficoltà economiche con provvedimenti che possano a dare la possibilità alle aziende di rinegoziare il credito.